Cos'hai? Tutto bene? Come stai? No. Cosa succede? Cosa succede? Oh, ferma, ferma. Basta, Troppa basta. sete, c'è caldo. Esatto. Andiamo a bere. Andiamo a rifrescarcimela. Oh, ma Sara l'hai più sentita? No, non so, da quando era stata male, più vista, più sentita. Mamma mia, poverina. Dai, proviamo a chiamarla. Dai, va però. bene. Ehi, ciao Sara, come va? Tutto bene? Ciao, in realtà va maletto. Ho parlato con i medici, ho fatto degli esami e mi hanno detto che devo farmi delle trasfusioni. E... Sfusioni? Cosa sono? Boh, va bene, dai, facci sapere, tienici aggiornati di come stai. Esatto, dai. Va bene? Ciao! Dai, ciao, ciao, ciao. Ciao. Oh, ma ste trasfusioni? Boh, non so, guarda, me ne avevano parlato a scuola, credo, tipo che gli danno il sangue di qualcun altro, una cosa strana. Non so, ovviamente non stavo attento quando me ne parlavano a scuola. Vabbè, ma sicuramente io non posso, cioè ho i tatuaggi, gli orecchini. Ah, guarda, io ho fatto serata ieri sera, di sicuro nessuno vuole il mio sangue. Oh, ma proviamo a richiamare Sara? Non l'ho più sentita. Dai, va là, chiamiamola. Oh, ma non ci risponde proprio. Caspita, magari sta male. Non so, è peggiorata forse. Ah, Oh, ma queste donazioni di sangue, forse Sara che ne ha così bisogno, non so, possiamo farle anche noi, magari possono aiutare qualcuno. Non so, sai qualcosa te? oh, ma se ci informiamo su internet? Sì, potremmo provare. Ma guarda Giulia, ho trovato questo sito che sembra affidabile, del Ministero della Salute, e qua dice che se hai fatto tatuaggi o piercing basta che aspetti 4 mesi da quando ne hai fatto uno e dopo puoi donare il sangue senza problemi. Ottimo, dai. Vediamo. E per te che fai serate invece? Vediamo cosa dice. Ma sembra che anche chi beve alcolici occasionalmente non ci sono problemi. Sembra che possiamo. Ottimo, dai, ho trovato quest'app dove in teoria si può anche già prenotare. Ma dai, allora proviamo. Esatto. Ah, bello. Non la conoscevo. Vediamo. Ah, ma quindi, cioè, posso scegliere io in quale ospedale, quale Sì, giorno? Il giorno e anche l'orario. Che bello, beh, è comodo allora. E poi quindi quel giorno anche posso stare a casa dal lavoro, mi sembra di aver capito. Interessanti queste donazioni. Ok, prenotata. Grande. Fatta.